Se fosse una partita di calcio il risultato sarebbe 5-2 e i vincitori dovrebbero esultare, fare minimo qualche giro di campo e correre sotto la curva. Ma il PD che esce dalle urne di questa tornata elettorale, e si parla di regionali, è in realtà più di un motivo per preoccuparsi. Mantiene, è vero, la guida di Marche, Puglia e Toscana, eppure se con un risultato di misura anche Umbria. Perde in Veneto, risultato più che previsto, e conquista la Campania ma con De Luca che in quanto portatore di lettera scarlata, la I di impresentabile, dovrà vedersela subito con la legge Severino. Ma soprattutto perde la Liguria, dove lo strappo con la minoranza interna potrebbe aver fatto la differenza. Il partito del Premier resta primo, secondo il Movimento 5 Stelle, terzo la Lega davanti a Forza Italia, staccati i Fratelli d'Italia e Area Popolare. Fin qui il dato complessivo, ma adesso c'è da raccontare un'altra storia, che è quella del Veneto, dove il presidente uscente e rientrante Luca Zaia non lascia, ma anzi raddoppia, nel senso letterale del termine, perché supera il 50% dei consensi e doppia, qualcuno parla di umiliazione, la candidata del PD Alessandra Moretti. Comunque la si rigiri, non si può che parlare di flop per lei e per il PD. Al terzo posto Jacopo Berti, 5 Stelle, con più dell'11%, quarto Flavio Tosi, ex Lega, anche lui oltre l'11%. L'indipendentista Alessio Morosina si attesta sul 2,5%, mentre Laura di Lucia Coletti, esponente dell'Altro Veneto, allo 0,9%. Luca Zaia, il governatore della Lega Nord, trevigiano, 47 anni, già ministro dell'agricoltura, mette a segno il bis del 2010 con un risultato meno eclatante, allora fu il 60,1%, ma più significativo politicamente se si considera che l'affermazione del governatore è stata netta con una percentuale a favore della sua lista del quasi 24% e la Lega invece al 17,67%. E non a caso Zaia in questa lunga campagna elettorale è riuscito anche a smarcarsi dall'ingombrante figura del suo segretario Matteo Salvini, i cui toni sono sempre stati sopra le righe. Lui, Zaia, ha preferito concentrarsi su sanità e difesa delle imprese del nord-est e sul lavoro ai più giovani. Infine l'altra destra, Forza Italia, che correva in appoggio a Zaia, crolla ulteriormente rispetto alle regionali del 2010, mentre la novità politica nella composizione del prossimo Consiglio regionale è l'ingresso per la prima volta della lista Tosi e del Movimento 5 Stelle.